Bentornati in un nuovo appuntamento con le previsioni meteo, giornate contraddistinte da tempo stabile al nord con massimi fino a 15 gradi in questi giorni, ma queste condizioni saranno spesso soleggiate fino al weekend, quando arriverà l'impulso d'aria fredda artica confermato ormai da tutti i centri modellistici, con qualche nebbia foschi al primo mattino e temperature che saranno destinate a crollare sotto la media del periodo entro domenica. Infatti l'instabilità andrà concentrandosi al centro-sud Italia tra sabato e domenica, specialmente lungo il versante adriatico, ed ecco, come notiamo da questa grafica, lo sfondamento delle correnti fredde artiche che porteranno un sensibile calo delle temperature su gran parte dell'Italia, soprattutto sui versanti adriatici. Temperature che non supereranno i 10 gradi in Val Padana, minime anche sotto i 0 gradi in Val Padana. Notiamo da questa grafica infatti come l'anticiclone si indebolirà già dalla giornata di venerdì, favorendo l'arrivo di questa poderosa saccatura e delle correnti di origine artica che, come vedete, riusciranno a sfondare a partire dal nord-est. Forti venti di bora d'ingresso sul versante adriatico dapprima al nord-est. Osserviamo poi il successivo passaggio delle correnti sabato pomeriggio sul versante adriatico, dove qui invece la neve cadrà a quote decisamente basse tra i 600 e i 700 metri di quota. Potranno verificarsi episodi a sfondo temporalesco anche graupel, neve tonda fino a 500 metri di quota. Molto colpito il versante adriatico fin sulla Puglia, anche sulla Sicilia, le regioni tirreniche da forti temporali. Questo vortice poi nella giornata di domenica andrà transitando verso est, abbandonando quindi l'Italia, e di conseguenza assisteremo a tempo nel complesso più stabile e soleggiato su gran parte del territorio. Notiamo però l'arrivo di una nuova saccatura disposta nella giornata di domenica sera e lunedì sulla Gran Bretagna. Questa depressione potrebbe nella giornata di lunedì influenzare anche l'Italia. Questa è un'ipotesi che ancora suscita molte incertezze da parte dei centri modellistici, ma notiamo appunto come la circolazione in questione richiamerà altra aria fredda, con questo nucleo gelido disposto sul nord-est dell'Europa e questo nucleo instabile che potrebbe raggiungere l'Italia. Infatti notiamo come la giornata di martedì potrebbe arrivare questo vortice sul versante adriatico, sulle regioni settentrionali, comportando quindi un peggioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni settentrionali, possibili episodi di nevicate a quote decisamente basse anche qui tra i 500 e 600 metri, soprattutto appunto sulle prealpi e sul comparto adriatico. Tuttavia una tendenza che necessita di ulteriori conferme, in quanto non è ancora confermata. Pertanto invitiamo a rimanere come sempre aggiornati.